Siamo qui in Piazza Duomo a Messina, 17 marzo del 2011. Stiamo assistendo a una manifestazione con delle bandiere tricolore. Ne è stata messa una pure in cima al campanile del Duomo di Messina. È stato anche allestito un piccolo altarino sotto la lapide del 1847, che fu una rivoluzione scoppiata a Messina il 1° settembre, che non ha molto a che fare con l'annessione italiana e piemontese della Sicilia. Comunque è stato qui allestito un altare con tanto di poste di buca per le poste. Che per gentile concessione delle Poste Italiane è stato piazzato proprio sotto il monumento dedicato a questo evento. I turisti cercano la buca della posta e non lo trovano. Oggi già a Messina c'è una nave da crociera da 3.000 turisti, e i turisti sono in una città quasi abbandonata perché è tutto chiuso. Questa manifestazione è dedicata al 1° settembre 1947, che non c'entra niente con l'unità d'Italia, perché il 1° settembre ci fu una rivoluzione contro i Borboni per l'indipendenza della Sicilia, che era stata trasformata dai Borboni in una dipendenza del Regno di Napoli. Il Parlamento siciliano, dopo 7 secoli, era stato sospeso ed era stato trasferito a Napoli. Quindi le rivoluzioni in Sicilia erano fatte contro i Borboni per l'indipendenza della Sicilia, per tornare indipendenti. Non c'entrano niente con l'unità d'Italia o con quella che hanno contrabbandato poi come unità d'Italia. In realtà era l'annessione di un regno indipendente. Ecco, questa manifestazione è qua in Piazza Duomo con il professore dell'università, con le bandiere. Abbiamo un palchetto allestito in mezzo al parcheggio dei taxi, con una bandierina italiana in omaggio. Signora, dove l'ha presa questa bella cucca? Allora, guardi, io faccio bene. Ok. Questa è la manifestazione qui in Piazza Duomo dedicata all'annessione piemontese. Le persone in mezzo alla strada, a rischio di vita. Signora, qua in mezzo alla strada lei. Anche la macchina è in mezzo alla strada. Ecco il professore con la bandierina. Oh. Un mister ce l'ha, e tu cari. Questa è la piazza più importante della città di Messina. Qui si raccolgono i turisti delle navi, dei pullman, è l'unica attrazione di tutta la città. Ogni giorno è pieno di turisti. Per questo magnifico campanile, che è il più grande campanile astronomico del mondo, ci sono delle figure che si muovono tutte insieme a mezzogiorno, che rappresentano la guerra del Vespro. In alto c'è il leone, rappresenta il popolo siciliano,
E ecco, qui c'è la nave sulla destra che è parcheggiata nel porto, e poi tutte le altre figure. Il galletto rappresenta i galli, l'esercito di Carlo d'Angiò che venne sconfitto, e in questa città per 5 mesi i siciliani fecero una resistenza grandiosa a questo esercito, il più grande esercito mai messo insieme per le crociate, 80.000, neanche per le crociate, 80.000 uomini che si schierarono qua tutto attorno alla città, circondarono le mura, ma per 5 mesi non riuscirono, le altissime mura della città. Pensate che quella cupola là si trova sopra, le mura della città, quindi è stata costruita sopra le mura. Quindi le mura erano alte 25 metri, una città fortificata, una città potentissima che costruiva le flotte per le crociate. Nel settembre del 1282 pose fine alle crociate, fu l'ultima crociata organizzata dai regnanti europei, e proprio in questa città 100 navi da guerra pronte per la crociata di Carlo d'Angiò vennero sequestrate dai messinesi mentre a Palermo scoppiava la rivoluzione. Quella fu l'ultima flotta preparata per le crociate, e mai più i francesi tornarono in Sicilia. Per uno strano evento della storia, qualche anno dopo, 3 anni dopo, morirono tutti e tre gli interpreti di questa guerra, che furono il Papa Martino IV di Brie, e Carlo d'Angiò e Pietro d'Aragona. È sopravvissuto il più grande degli attori di quello spettacolo mondiale, ed è ancora qua, è il popolo siciliano.